È Padova la provincia veneta con il maggior numero di contagi. A confermarlo i dati settimanali divulgati dall'azienda ospedaliera. Rispetto a 7 giorni fa i positivi sono aumentati di circa 800 unità. Complessivamente nello stesso periodo in Veneto la crescita è di poco più di 4.000. 1435 i contagi nelle ultime 24 ore con 7 decessi. Tra le possibili cause della diffusione del virus, le manifestazioni no pass durante le quali in pochi hanno utilizzato le mascherine. Là dove ci sono assembramenti sicuramente c'è la possibilità che il virus circoli e che quindi si diffonda maggiormente nella comunità. Tra i dati emerge significativo il numero dei bambini tra gli 0 e i 14 anni contagiati, 154, nessuno dei quali preoccupa. Sono 12 le persone in terapia intensiva, l'età media è di poco superiore ai 61 anni, 9 su 12 non sono vaccinati. Resta il problema del personale sanitario che non ha voluto vaccinarsi ed è stato sospeso. Abbiamo queste 204 persone attualmente sospese perché appunto non si sono vaccinate. Sono delle sospensioni che pesano sulla organizzazione dell'ospedale, a cui facciamo fronte in questi giorni naturalmente con il lavoro dei colleghi che quindi devono sobbarcarsi ulteriore lavoro rispetto a quello di quelli che sono appunto sospesi.